Oggi facciamo la rivisitazione di un piatto tipico del centro Italia, di Roma, di quella zona lì, che è la cacio e pepe, e noi invece che siamo friulani facciamo la montaggio e pepe. Allora, per prima cosa prendiamo la nostra pasta fatta in casa, questa l'ho fatta ieri però non ho il video, e la buttiamo in acqua salata come al solito. Allora, sono dei tagliolini. Buttiamo in acqua salata, che stava già bollendo, lo copriamo. Adesso andiamo a prendere un po' di pepe, in grani oppure in un macinino. Se potete estrarre il pepe in grano, lo battete con un coltello, con un martello, in modo da non fare pezzettini troppo piccoli. Io non posso aprire il vaso, quindi lo userò così. Andiamo a metterlo in una padella, grattugiamo un po' di pepe fresco. Ok, accendiamo il fuoco e andiamo a tostarlo. Andiamo a tostare il pepe. Quando fate questo lavoro vi accorgerete che si sente proprio il profumo di pepe fresco. Si sente già adesso appena acceso. Ok, allora mescoliamo la pasta. Allora, ci servirà un po' di olio d'oliva, un attimo ancora. Ecco, quando sentite il profumo di pepe forte nell'aria, a questo punto potete aggiungere l'olio d'oliva nella padella. Lasciamo scaldare l'olio e lo lasciamo lì. Allora, la pasta fatta in casa, in questo caso si fa abbastanza velocemente. Prima di scolarla andiamo con un altro pentolino e con un mestolo andiamo a recuperare un po' di acqua di bollitura che ci servirà poi per terminare la cottura del piatto. Recuperiamo una decina di mestoli di acqua. Ok. Cosa fai tu? Allora, bene, a questo punto la nostra pasta è ancora un po' al dente, ma poi finiamo di cucinarla in padella, quindi andiamo a scolarla. Allora, prendiamo uno straccio per evitare di ustionarci. Io ho già preparato un po' la pasta. Scogliamo. Okay. Questo non ci serve più. Adesso prendiamo la nostra padella con l'olio e con il pepe tostato, ci mettiamo dentro la nostra pasta, ok, e andiamo a finire di fare la cottura della pasta usando l'acqua di bollitura che abbiamo messo da parte prima. Ci versiamo un po' di acqua di bollitura senza esagerare, altrimenti facciamo gli spaghetti in brodo. E lasciamo che la nostra pasta vada a rilasciare l'amido e finisca di cuocersi. Nel frattempo io ho già preparato prima il montaggio grattugiato, sono circa 100 grammi, in media circa 100 grammi a persona no, un po' meno dai, 80 grammi a persona di formaggio. Allora, assaggiamo un attimo questa pasta, che è la pasta fatta in casa, non si sa mai di preciso quanto sta a cuocere. È già quasi pronta. Allora, adesso possiamo lavorare qua così si vede un po' meglio. Prendiamo la nostra pasta che deve avere ancora un po' di liquido sotto, non deve essere asciutta. Prendiamo la nostra pentola con l'acqua di bollitura, la mettiamo qua. E adesso andiamo a mantecare la nostra pasta con il formaggio montaggio che abbiamo preparato precedentemente. Mescoliamo velocemente.
E se abbiamo fatto bene il lavoro dovremmo ottenere una cremina bella liscia senza usare panna. Infatti mi è andata bene, la crema è venuta giusta. Perfetto. Ci aggiungiamo, se per caso era un po' troppo asciutta, potremmo aggiungere ancora un po' di acqua di bollitura, ma in questo caso non serve. Aggiungiamo un pochettino di olio d'oliva, giusto un goccio alla fine. I nostri tagliolini sono quasi pronti, anche il gatto è molto contento di questo. Ok, adesso possiamo andare ad impiattarli. Sono belli cremosi. Così. Ci lasciamo su ancora un po' di formaggio fuso. Ok. Adesso un po' di origano solo come guarnizione, se ce l'avete, se non ce l'avete li mangiate uguale, non c'è nessun problema. E ancora un pizzico di pepe, un po' di semi di papavero giusto per riempire un po' il piatto. Ok, io vi consiglio un Cabernet Sauvignon, poi se vi piace il bianco mangiatelo col bianco. E buon appetito, salute e ci vediamo alla prossima!